Non tutti conoscono la leggenda che lega il colle del castello di Vidor al colle dell'abbazia di Santa Bona. Grazie alla professoressa Maurizia Manto, che abita a Vidor ed è una storica di questo paese, ci addentreremo in questa nuova pagina di Medioevo Veneto. È una leggenda molto interessante, una leggenda sconosciuta che racconta l'attacco avvenuto nel 1328 al castello di Vidor da parte di Rizzardo VI da Camino, signore di Serravalle vicino a Vittorio Veneto, e uno dei Collalto che era il suo alleato. Questa leggenda molto affascinante racconta la storia di Rizzardo, sempre lo stesso nome ma non lo stesso personaggio, che era in questo caso il capitano del castello e che una sera, vedendo il castello in fiamme mentre stava passeggiando tra i colli vidoresi, capisce che sta avvenendo qualcosa di molto grave. In pratica le mura erano state aperte da un traditore che aveva fatto immettere nel castello i soldati e che avevano già messo a ferro e fuoco tutto il paese di Vidor. Rizzardo tenta di entrare, tenta di salvare la sua sposa che si chiamava Rosa, non trovandola fugge per un sotterraneo rifugio che dovrebbe essere questa galleria misteriosa che attraversava i tre colli e arriva all'abbazia. All'abbazia gli dicono Rosa non è qui e quindi lui capisce ancora di più la gravità della situazione, ritorna nel castello, lì comincia a combattere, trova morti dappertutto, eccetera, insomma è un assalto veramente molto feroce e vede che la sua Rosa è rapita e portata sulla torre. Allora ritorna giù dai monaci e la mattina seguente, guardando la torre del castello, che era, come si dice in modo documentato anche, che era una torre quadrata, vede Rosa buttarsi dalla torre e lui di conseguenza con un colpo di reni, come c'è scritto nella novella, si butta nel Piave, cadendo dalla terrazza. Chi apparteneva a questo castello che è stato assaltato da queste due figure che lei ci ha spiegato? Nel momento in cui stiamo parlando il castello apparteneva al comune di Treviso, perché il comune di Treviso lo aveva acquistato dopo che i signori da Vidor si erano trasferiti in città e quindi loro avevano posto questo capitaniato, che era praticamente un presidio militare con a capo il capitano e alcune guardie. Però in quel momento Treviso stesso stava per essere conquistata o comunque dal grande Can Grande della Scala, il quale aveva trovato qui da noi due grandi alleati, Rizzardo VI da Camino e Gerardaccio da Collalto. In questa situazione politica veramente disastrosa, questi due signori conquistano il castello di Vidor e lo regalano, tra virgolette, a Can Grande della Scala. Ci sono dei documenti storici che attestano, insomma, qualche dato, qualche particolare di quelli che lei ci ha raccontato? Tutti i particolari storici contenuti nella novella trovano corrispondenza nella storia. Abbiamo parlato di questa leggenda di Rosa e Rizzardo che è molto affascinante e intrigante. Credo che sarebbe molto bello che venisse conosciuta di più e anche drammatizzata, magari anche dentro nelle scuole oppure presa in mano da una compagnia teatrale, perché è una leggenda molto efficace che si appoggia a dei documenti storici e che nello stesso tempo dà il senso di quello che era il clima di quel periodo in questo posto, a Vidor.